Un regionale pieno di entusiasmo accoglie il Giarre per l'ultimo atto del campionato promozione 2024-2025. I gialloblu vedono lo striscione del traguardo a pochi passi e devono sconfiggere il Gerietro Cesto San Pietro per riconquistare l'eccellenza che manca in città dalla stagione 2020-2021. Pronti via i giarresi subito in attacco, sponda di Mongelli per Sinatra, dentro per Leotta viene dentro il campo, poi scarico su Gaiardo salta la pressione di un avversario, all'interno dell'area per Mongelli alza la testa, il cross sul secondo palo dove c'è Salvo Sinatra che di testa non può sbagliare, solo 2 minuti di gioco, il Giarre è già in vantaggio col suo fantasista. Non si ferma la spinta del giallo-blu, Gaiardo recupera una pallone, poi attacca a sinistra, Gaiardo la mette al centro per Mongelli che non controlla, arriva Sinatra non trova lo spazio, l'affida a Mongelli la finta, Mongelli il sinistro, non trova la porta. Un altro pallone recuperato dal giallo-blu, lo fa trovato, la lascia a Gaiardo, accelera ancora l'argentino, Gaiardo per Mongelli, la lascia sfilare, Mongelli la conclusione, strozza il tiro sul fondo. Bozzanga raccoglie fuori dall'area un corner di Sinatra, poi va l'1 contro 1, il traversone, dentro per Lopez, la risposta di Cascio, poi Sinatra prova a rimetterla al centro, ma il pallone attraversa tutta l'area e finisce fuori. 22esimo, Leotta scambia con Bozzanga, ancora Leotta. Vede il movimento dentro l'area di Mongelli, lo serve, Mongelli riesce a girarsi, Mongelli in diagonale, Fabio Mongelli a fuori di attaccare, il Giarre raddoppia col suo numero 9, 11 in campionato per Mongelli. Monologo dei giarresi, calcio d'angolo di Sinatra, al centro per Tornitore che di testa cala il tris del Giarre, Vincenzo Tornitore, 14 in campionato per lui, a segno da 8 partite consecutive. È già tempo di cambi per mister Catania, esce proprio l'autore del terzo gol, Vincenzo Tornitore, dentro Tommaso Salvago. Un altro corner per i padroni di casa, lo batte Leotta, stavolta per Mongelli, respinge Cascio. Giarre incontenibile in attacco in questo primo tempo, un altro assist di Sinatra, verso Leotta che col mancino fracassa la porta. Mattia Leotta, 5 in campionato, secondo gol consecutivo dopo quello pesantissimo su punizione al Villarosa di settimana scorsa. Break ritrovato in mezzo al campo che resiste anche una carica, allarga a sinistra per Sinatra può andare all'1 contro 1, alza la testa, la mette al centro, perfetta per Salvago, traversa clamorosa. Per vedere in avanti anche il San Pietro nel finale di primo tempo, Villaggio, una serie di finte su Lopez, la lascia a Touré il mancino, non c'entra il bersaglio. Ad inizio di presa il Giarre alza un po' troppo presto le mani dal manubrio, Bozzanga non si capisce con Gaiardo, recupera palla Touré entra in area, il destro che batte Bollati, accorcia le distanze il San Pietro, la firma è di Touré. Primi cambi del secondo tempo per mister Catania, fuori Mongelli, dentro Puglisi e fuori anche Leotta, dentro Patanè. Il gol segnato infonde coraggio a San Pietro che attacca qui su calcio d'angolo, schema corto verso Viola. Poi ci prova Villaggio dal limite, si oppone Spampinato, il pallone schizza ancora tra i piedi di Viola che impensierisce Bollati, la palla rimane lì e Pepe sotto porta non può sbagliare, 4-2. Camarà prova ad allargare, sbaglia in la misura del passaggio, lo intercetta Sinatra punta Messina, lo salta netto, Sinatra entra in area, dribbla anche il portiere, Sinatra a porta vuota, non può sbagliare, Salvo Sinatra ristabilisce le distanze e a quanto Tornitore nella classifica cannoniere a quota 14. Altri 2 cambi tra le fila dei padroni di casa, fuori proprio Sinatra, autore di una doppietta, dentro Paterniti ed esce anche Bozzanga, al suo posto entra Papotto. Tanti spazi per le ripartenze del Giarre, Papotto pesca sulla destra Salvago che ha tanto campo per spingere, Salvago punta diritto all'area di rigore, Salvago da tu per tu con Cascio, il diagonale finisce di poco a lato. Minuto 70, Macri cerca Villaggio, troppo lungo per lui, recupera Salvago che l'affida a Patanè ci prova a giro, alto sopra la traversa. Lopez avanza indisturbato a destra, ancora Lopez, arriva sulla tre quarti, scarico su Gaiardo in area per Salvago il destro, respinge Cascio, ancora Salvago, arriva anche il primo sigillo in campionato del classe 2005, Tommaso Salvago. Il San Pietro firma il 3-6 con Viola, ma è ora di grande festa in casa Giarre. Il giallo-blu vincono il campionato promozione Girone C dopo una lotta serrata durata dalla prima fino all'ultima partita contro un grande avversario come il Camarat. Secondo campionato consecutivo vinto per la società presieduta da Mario Romeo e Massimo Santoro, che hanno avuto il grande merito di riportare il calcio a Giarre. Una gestione societaria seria, frutto di programmazione e lavoro sodo del direttore sportivo Danilo Scuderi e del direttore generale Gianluca Moschella. La squadra guidata da Sebi Catani e tutto il suo staff ha disputato un'annata straordinaria, senza mai mollare anche nei momenti di maggiore difficoltà.
Il Giarre dunque torna in eccellenza. Guarda, abbiamo fatto lo stesso percorso sia all'andata che al ritorno, però erano momenti diversi. All'andata li avevamo presi troppo presto, io ero arrivato da poco e lì abbiamo capito realmente che se volevamo lottare per tentare di vincere questo campionato dovevamo alzare l'asticella in maniera importante, perché lì all'andata mi impressionarono come squadra. Nel giro di ritorno la sconfitta nello scontro diretto, il pareggio di Santa Venerina è stato il momento più difficile. Però devo dire che questi ragazzi hanno reagito alla grande, ci hanno sempre creduto, speravamo in un loro passo falso che poi è avvenuto, per cui noi ci siamo fatti trovare pronti e ti posso garantire che non è facile, perché giocare che dovete vincere tutte le partite, sperare in un passo falso era un po' complicato, però noi dovevamo fare il nostro, l'abbiamo fatto bene, il merito principale va a questo spogliatoio che si sono comportati da professionisti da sempre, e questi sono stati i risultati. Io so che cosa significa giocare in certe piazze, vincere in certe piazze, l'ho fatto a casa mia, l'ho fatto oggi e ti devo dire che comunque 2 promozioni in 2 anni non sono cose da poco. Sono felice di averlo fatto qui a Giarre, l'ho fatto in una piazza che ha masticato calcio importante, dove sono passati allenatori importanti. Vederli oggi felici in una tribuna così gremita non può che inorgoglire. La dedica mia, poi tutte le dediche calcistiche sono per mio papà, che ho perso circa 5 anni fa, che mi accompagna in tutte le mie avventure e che sono convinto che mi è sempre vicino. Ribadisco, quando sono arrivato e ho visto che il girone era quello dell'Agrigentino, ho chiesto espressamente alla società di cambiare quello che era un po' di cambiare un po' tutto, ma non per qualcosa in particolare. Io conosco l'Agrigentino, Lenata, Canichetti, San Cataldo, sono stato a Enna, ho fatto il girone A d'eccellenza, li conosco, sono piazze importanti dove c'è sempre tanta gente allo stadio, agonisticamente sono stati sempre campionati tirati, per cui le difficoltà sono aumentate. Per questo campionato ha un valore diverso. Sicuramente per me è un'emozione speciale e sicuramente per me è una gioia immensa, soprattutto aver riportato il Giarre in eccellenza, che sicuramente è una categoria più consona dove merita di stare. E il mio obiettivo quando l'anno scorso mi ha chiamato il direttore Scuderi era appunto questo. Per quanto riguarda me, ho lottato, ho sudato la maglia ogni partita e anche in allenamento mi sono allenato sempre bene per far sì di giocare spesso e volentieri. La cosa che diciamo è stata più importante è aver creato un gruppo, un vero gruppo, e diciamo che la nostra vittoria è stata questa, e non ti nego che non è facile, soprattutto in queste categorie, riuscire a creare un gruppo del genere. Con loro ho già avuto il piacere e la fortuna di giocare, sia con Sebbi l'anno scorso che con Daniele altri anni in passato, e il rapporto che si è creato, diciamo, con i ragazzi fuori al campo, non solo con loro ma un po' con tutti, sia con lo staff tecnico che con i ragazzi, è stata la nostra forza, è stato proprio quello che ci ha dato, diciamo, quella spinta in più nei momenti di difficoltà, perché come hai detto tu, durante l'anno si sono verificate tante, diciamo, situazioni in cui noi siamo stati appunto in difficoltà, tante emergenze dovute a infortuni e squalifiche, ma la forza del gruppo è quello che, diciamo, ci ha contraddistinto e ci ha portato a questa vittoria. Mi sono trovato subito benissimo con la squadra, ringrazio il mister che mi ha dato fiducia dal primo istante
e niente, un anno veramente bello che si è concluso con questa vittoria del campionato, è un'emozione bella davvero. Un girone davvero complicato quello quest'anno di promozione girone C, trasferte veramente distanti, addirittura nell'Agrigentino, una cosa mai successa nel girone C di promozione, generalmente solitamente un girone catanese, prettamente catanese, e invece le distanze sono state tantissime quest'anno. Alla fine il Giarre ce l'ha fatta, più forte anche di tutte le difficoltà che ci possono essere all'interno di una stagione. Non è facile mai andare a vincere un campionato, il campionato di promozione. Adesso si arriva l'anno prossimo nel massimo torneo regionale.